Pronti, signori e signori, ladies and gentlemen, facciamo un applauso per Rai, welcome, a.k.a. Lorenzo, benvenuto. Grazie. Benvenuto qui al salotto. Allora io so che diciamo tu arrivi dal milanese, se non sbaglio. Sì. Zona intorno a Milano, adesso mi ricordo su Lodi. Sì, sono originario di Lodi, però insomma per necessità vivo a Milano, ecco. Vabbè, e andrai anche in radio qui a Torino su Radio Reporter Torino 99.9, sappilo, la prossima settimana. Questa è una notizia in più che ti diamo, non so se quindi magari qualche fan in più la raccoglierai qua a Torino, perché stasera ci presenti, come dire, i tuoi ultimi lavori. Sì, sono lavori appartenenti al mio EP, che è l'unico uscito l'anno scorso, titolato Aveva ragione Cobain, e insomma farò qualche pezzo tratto appunto da questo disco. Da questo disco, sì. Vabbè, con che cosa cominciamo per entrare subito nel... Allora, inizierei con un brano che si chiama Un finale di Nolan. Un finale di Nolan. Sì. Qua bisogna decifrarlo. Sì, sono tutti un po' da decifrare. Beh, Nolan è il regista comunque, Christopher Nolan. Potrei iniziare come inizio allora di solito i miei live, ok? Inizi con gli occhialetti 3D, no? Esatto. Allora siamo pronti, perfetto. Allora ti lasciamo trasformare come diciamo bracchetti anche del rock and roll. Cominciamo con questo finale di Nolan, che è un regista famoso per quei finali lì che adesso non vi raccontiamo, ma noi siamo sicuri di avere qui Rai. Ciao a tutti, io sono Rai, benvenuti al salotto di Mao e buon ascolto. E poi si dimentica che Piero i miei guai ne ho piena la camera. Istanti sì, ma dentro una scatola. Inganni ed intrecci da film, è fatta la nostra maschera. Chissà se finirai ad Hollywood. Sarà l'odio in più a farci dimenticare, mentre io mi ricordo di te che amavi Baudelaire. Mi ho perso il chip che ottimizza il cuore, come in quel tutorial sulla RAM di un sistema instabile che cambia idea. E accendi il telefono, che questo è un giorno speciale per chi cerca verità. È presto per giustificarti, soffocare di vuote sentenze. Avrai tempo per ricominciare,
magari da Hollywood. Sarà l'odio in più a farci dimenticare, mentre io mi ricordo di te che amavi Musha. Ho perso il chip che ottimizza il cuore, come in quel tutorial su YouTube che parla di noi, che viviamo come in un finale di Nolan e pensiamo come in un finale di Nolan e viviamo come in un finale di Nolan e poi ci salviamo come in un finale di Nolan. Rai qui al salotto, è una bomba anche perché fai tutto diciamo da solo, sei trino, uno e trino. Sì, ci provo, insomma, sì. Faccio quello che so fare come posso, insomma, però cerco di creare una band da solo, virtuale da solo. Esatto. Ed è una cosa che cominci a fare, diciamo, nel tuo home studio. Sì, esatto, sì. Più o meno un paio d'anni fa ormai ho iniziato a ideare questo progetto che poi ha preso pian piano forma ed è quello che è adesso, insomma. Ecco, chiaramente adesso lo so che te l'hanno fatto in tanti questa domanda, però diciamo si è scelto un nome che poi è un problema, diciamo, riuscire, perché si è scritto proprio Rai come alla radio certo. televisione italiana. Infatti il mio obiettivo è diventare più famoso della radio televisione italiana. Quello... Sì. È come quando diciamo a Risico ti arriva una carta veramente difficile. Sì. Però giustamente bisogna mettersi obiettivi alti e tu ti sei scelto un obiettivo molto alto. So che stai anche facendo un videoclip. No? Sì, infatti oggi ero a Torino per questo motivo anche. Hai scelto come location la nostra città? Sì, in realtà l'ho fatto in uno studio, quindi non è che si vede la città. O qualche giorno di ottimo, no? Però comunque... Però sì, comunque ho incontrato delle persone appunto di questo studio che hanno anche creduto nel mio progetto, quindi mi hanno dato una mano anche in questo videoclip. Certo, RKH Studio si chiama. Esatto. E dentro fine anno, se tutto va bene, dovrebbe essere pronto anche il videoclip. Insomma. Quindi è imminente, diciamo. È imminente, sì. E il videoclip è quello del prossimo brano che sentiremo? No, non posso fare troppi spoiler, diciamo, quindi quel brano lì non lo farò stasera, però adesso potrei fare un brano che da cui è stato tratto un altro videoclip che è già uscito, sì. E si chiama Bombe, il brano. Bombe, sì. Speriamo che siano quelle buone da mangiare. Vediamo che bombe. Può essere tante cose, sì. Signori, Rai, qui al salotto. Piovono bombe e sembra un film. Piovono bombe ogni lunedì. Piovono bombe, napalm e stress. Piovono bombe, ma non sopra di me.
Piovono bombe e non è un film. Precipitazioni almeno fino a venerdì. Piovono bombe sui sud bianchi, piovono bombe sopra i sud bianchi, piovono bombe sui sud bianchi, piovono bombe sopra i sud bianchi. La corsia d'emergenza, il diritto eterno in precedenza, il parcheggio sempre in doppia fila, gli abbaglianti per farti spostare, la marmitta truccata, i sedili in finta pelle umana. Tanto lo sanno tutti che Poste Italiane vedranno Trump. Poste Italiane vedranno Trump. Poste Italiane vedranno Trump. Votano Trump, votano Trump, votano Trump, votano Trump. Bombe, questa era Bombe Rai qui al Salotto, adesso sembra che siamo andati sulla Rai, insomma, si sente basta, invece è bello, anche come diciamo, detto il man, questa cosa qui che tu ti sei dato un nome che a quel punto uno quando lo pronuncia può partire in mille deviazioni. Sì, ma in realtà poi non è che me lo sono inventato questo nome, nel senso che io, praticamente è l'abbreviativo del mio cognome, quindi è un nome che mi porto avanti dalle medie, esatto, in cui venivo chiamato così. Poi è chiaro che ci ho giocato anche un po' con questo nome, infatti la copertina del mio disco è lo schermo, quello no signal analogico, e il retro è un televideo, praticamente richiama un po' lo stile del televideo, ecco. Diciamo Masta anni 90. Sì, infatti comunque io arrivo da lì, quindi qualcosa si sente anche forse nei miei pezzi, ecco. Sono anni di grande musica comunque, di grande musica. Allora continuiamo a esplorare questo duo EP che abbiamo detto, forse aveva ragione Kurt Cobain. Aveva ragione Cobain, sì. Aveva ragione Cobain, che cosa ascoltiamo adesso? Ma direi di ascoltare il brano che dà il nome al disco, che quindi aveva ragione Cobain. Aveva ragione Cobain. È l'insuccesso che ti fa ridere così di gusto. Gli hater sputano veleno e tu sei ancora lì a lavarti la faccia e pensi che non è male, ti resta un cero da accendere nel paradiso delle scienze sociali. Ci sono streghe da bruciare o da difendere, e prima o poi metterai che sulla chimica aveva ragione Carl, presto lo capirai che sulla chimica aveva ragione Cobain, aveva ragione Cobain, sulle armi e sulla chimica
aveva ragione Carr. L'intelligenza alla deriva, il populismo dilaga. Se poi il cervello funziona a fatica, anche il buon senso si dilegua. Festeggeremo coperti d'oro e polveri sottili, il giorno in cui il popolo dei post non avrà più niente da dire o da distruggere. E prima o poi metterai che sulla chimica aveva ragione Carr, presto lo capirai che sulla chimica aveva ragione Cobain, aveva ragione Cobain, sull'armi e sulla chimica aveva ragione Cobain, aveva ragione Cobain, aveva ragione Cobain, sulle armi e sulla chimica aveva ragione Carr. Rai qui al salotto, aveva ragione Cobain, quindi diciamo siamo subito piantati negli anni 90, negli anni diciamo del grunge, di quello che fu soprattutto un movimento non solo musicale, diciamo, non solo musicale. Ma torniamo quindi ai giorni nostri. Questo era il titolo del tuo EP che stai portando in giro. Sì. Abbiamo detto che ci sarà tra poco un videoclip. Esatto. A fine anno, quindi. Sì, verosimilmente a fine anno, di un brano però nuovo. Vediamo. No, se no facevo Ok, troppo, giusto. diciamo, un po' da prontezza. Giusto, ok. Sì, sarà però il videoclip sarà di un pezzo nuovo che dovrà ancora uscire. Non è tratto da questo. Adesso pian piano vorrei iniziare un nuovo ciclo, esatto, un nuovo ciclo, sì. Beh, noi quindi ti aspettiamo poi presto qui a Torino. Speriamo. Spero che tu ti sia trovato bene anche. Sì, assolutamente. Quindi con che brano diciamo ci saluti il lab e il salotto? Allora, io volevo in realtà chiudere originariamente col mio brano più triste, però dopo Gianduiotta ho deciso di scegliere il mio brano più allegro, che comunque non è abbastanza allegro, però ci provo, insomma, ok. E si chiama Amish. Signori, qui al salotto faccio un cambio di scena perché Monica risponde e anche tu fai un balletto così. Ah, bene. Cosa dirai della tua età che sbiadisce quando ti accorgerai che prima o poi anche l'acne finisce senza un'idea di che cos'eranno i Crystal Ball. Forse un giorno risorgerai, ma quel che resta di te adesso è poco importante e da grandi non faremo gli eroi senza macchie né fantasia. Io pensavo fosse il tuo toy boy, ma sono un Amish.
spazio nel cesto dei vestiti sporchi, spazio nel cesto dei vestiti sporchi, dei vestiti sporchi, dei vestiti decenti a metà per non violare il ricordo. Meglio un addio che con gli affetti, lo sai, somatizzo un po' troppo. E da grandi non faremo gli eroi, senza macchia né fantasia. Io pensavo fossi il tuo toy boy, ma sono un amico. Noi da grandi non faremo gli eroi, senza macchia, senza follia. Non pensavo avessi già un toy boy, sarò il tuo amico. Grazie a Rai, thank you very much, grazie mille, grazie chiaramente anche a Gian Dugliotta Grazie a per voi. essere intervenuta, e agli Evergreen per essere intervenuti questa sera. Facciamo un grosso in bocca al lupo e Grazie. ci diamo appuntamento tra 2 settimane, perché la prossima saltiamo un turno per impegni vari, e quindi tante belle cose. Buona continuazione, un abbraccio dal salotto, sigla.